Ciao pupetto. Ciao. Guarda quanto pelacchio. Mamma mia. Ciao. Oggi sto in relax. Ieri veramente mi sono stancata tanto a mettermi la legna che oggi sono totalmente in crisi. Guarda che bello che sei lì. Guarda che bello che sei. Guarda che bello che sei. Molto bello. Senti la ciccia, la ciccia, la ciccia. Ah, ehi, matto. Oggi è successa una cosa. Ho freddo, sì, non lo so, io ho freddo. Sono riuscita a pettinare un pochino Bue. Stasera ci provo a pettinarlo ancora, è venuto via tanto pelo, tanto. E gli piace. Qui ha minacciato temporale tutto il pomeriggio, ma in realtà qua la pioggia non è arrivata. Adesso sono qua, mi bevo il caffè latte, mi metto a editare un po' di video. Bue. Bue. Che bello. Che bel mischio. Ciao. Bue. Non si riesce a riposare, vero, con me intorno? No, quello è il mio piede, lascialo vivo. Il mio piede, la ciabatta. No, non mangiarmi i piedi, Allora ti metti qua, sul tappeto. Quanto ti piace questo tappeto? Tantissimo. Ma, Mimì, hai visto dove si è messo Momi? Tu non puoi neanche andare su tiragraffi. Secondo me l'ha fatto apposta, Guarda dove si è messo. Ma, Pepe, non ti metti mai lì così, Lui l'ha fatto apposta perché così Pippo non può andare su. Vero? Ma tu ti metti qua al sole. Lo so che ti dà fastidio, lo so. Però si è messo lì. Cosa dobbiamo fare, Mimì? Non è molto d'accordo. Non si era accorto, si è accorto adesso. Infatti ho iniziato a filmare apposta. Perché prima era qua sdraiato, ma non aveva visto che Peppe era lì. Lasciate perdere il casino che vedete dietro di me. Sono qua seduta per terra sul tappeto con Pipo e sto editando video. Stamattina sarei voluta uscire e andare a fare una passeggiata, poi ho detto no. Disfo il letto, metto tutto a lavare, cambio lenzuola e edito video perché sono rimasta un pochino indietro. E anche se c'è bel tempo ho detto no, sto a casa e quindi mi sto facendo sto lavoretto. Adesso devo andare a stendere le lenzuola. Pepe è sceso. Ah, vede il riflesso, quello là sopra. È l'orologio. Vabbè, Pippo adesso puoi andare là sopra, sai? È libero. Ah, là si mette, va, va, adesso si mette lì. Comunque mi sto dedicando un po' a varie cose perché sono un po' indietro, ecco. Adesso vado a stendere la biancheria, poi riprendo l'editing dei video e, e niente, oggi va così. Oggi pomeriggio penso riposerò come ieri. Qualcuno deve sempre toccarmi in qualche modo con quegli artigli. Lui deve sempre toccarmi. Deve stare con me e toccarmi. Vero Pepe? Guarda che bel moggio. Ciao. E Mimì si lava. Guarda che bravo che Mimì che si lava. Mimì. Ho chiamato Mimì, scusa. Non esisti solo tu, Merendina in baita. Non vi avevo neanche fatto vedere bene l'opera d'arte con la griglia.
molto casalinga. Salve. Merendina in baita. Aia, mi sono fatta male. Con la schiumetta. Io non so, ma non ti può piacere il caffè latte? Avevo la tazza qui e lui, curioso, è salito sulla cassapanca e stava mettendo il muso dentro il caffè latte. E tu, sì, fai finta di pomi. E quello è il mio caffè latte. Sì, è mio. Ecco, ci siamo mossi se c'è già la luce. Tu guarda che non sei mica tanto normale, eh? Vieni qua. Bue, quello è il piedino della fioriera. Quello è l'altro piedino della fioriera. Ancora che non tira giù i fiori. E lì ci sono altri piedini, sì, quelli. Vediamo se parte. Bue! È pazzo! Bue! Ehi! Lascia stare i fiorellini, Guardalo, è matto. Oh, stasera è in vena di giocare. Io sto cercando di editare video facendogli compagnia, ma sta facendo di tutto per attirare l'attenzione. Bue! Eccolo! Sei matto! Sempre i piedini là sotto, Sempre quelli. Sì, sempre quelli. Ti danno proprio fastidio, Oggi di nuovo piccola tappa qua, al punto panoramico. Ci ho messo forse un po' meno dell'altra volta, ma perché oggi non ho fatto video lungo il percorso, quindi sono andata un po' più veloce, ma comunque è sfiancante sta strada, davvero. Se volete vedere com'è la strada, vi invito a seguirmi nell'altro canale, The Silent Mountain. Lì metto i video integrali, cioè non l'intero percorso, comunque vi metto i video del percorso senza me che parlo, solo l'audio ambientale e io che cammino, basta, non velocizzati, quindi tempo reale, insomma. Quindi non filmo tutto il percorso, sennò diventano video eterni. Però comunque seguitemi anche su quel canale se vi piace quel tipo di video, insomma. Là potete ben osservare la Croda Marcora, quella è la frana che blocca la statale. Non dico ad ogni pioggia, ma insomma spesso, ecco.
quello è San Vito di Cadore. Si vede anche tutto il lavoro della variante che passa sotto al paese. Questa è Villanova, la frazione di Borca. Qui c'è Borca di Cadore, qui c'è Cancia, questa è tutta Cancia con la frana. Adesso c'è anche gente che lavora, stiamo zoomando se riesco a farvi vedere. Stanno lavorando lì al centro, guardate gli scavatori, cioè l'escavatore quello in cima qua sopra, che piccolo che è. Cioè vabbè. E lì c'è Vodo di Cadore, una parte di Vodo di Cadore. Lì c'è invece dietro l'albero Vinigo, Peaio, Vodo e Vinigo là sopra. Vorrei proseguire la passeggiata quest'oggi e vorrei proseguire per la strada che c'è, perché di solito mi fermo qua e poi riscendo per la stessa strada. Invece no, vorrei fare un giro d'anello e non so quanto lungo sarà, però quello non lo so, non l'ho mai fatto. No, questo giro d'anello non l'ho mai fatto, quindi boh, è tutta una scoperta. Ho tempo fino a mezzogiorno e mezzo, anche più tardi, quindi non ho orari, ecco. Non ho portato chissà che da mangiare, quindi devo calcolare quello e devo calcolare l'acqua, fonti d'acqua, che non so dove trovarle, perché l'unica fonte d'acqua qua giù non buttava fuori acqua. Quindi ce l'ho da bere, però devo stare attenta, perché ho preso lo zainetto piccolo. Devo comprarmi uno zainetto un po' più grande, non volevo prendermi lo zaino quello grosso, quello da escursione proprio. Mi serve uno zainetto via di mezzo, solo che non riesco a trovarne che mi convincano. E quindi ho preso quello piccolino, ma in quello piccolino ci sta ben poco. Quello piccolino è più adatto per fare passeggiatine in paese o roba un po' più corta di questa, ecco. È più adatto a fare, che so, tappa qui e tornare a casa, ecco. Però siccome questa non è la tappa finale, non è tanto adatto. Proseguo la mia camminata, se no faccio tardi. Ho fatto una passeggiata di quelle
non mi sono più fatta sentire. Vi avevo lasciati al punto panoramico di Borca. Sappiate che ho fatto il giro del globo e sono a quasi 8 km, un bellissimo giro, e ho fatto anche delle strade che non avevo mai percorso. Non siamo ancora arrivati, è il giorno dopo. Tra la camminata di ieri e questa di oggi io credo che pomeriggio sarò finita. Attorno a me mio papà è lassù già. Io ho le gambe che non vanno perché ho camminato troppo ieri. Attorno a me nulla. C'è nebbia ovunque. È tutta umidità secondo me questa. Quindi non so. Intanto arriviamo in cima.